Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. L'informazione su friulitv.net, dunque le notizie di cronaca accadute in Friuli, Venezia, Giulia. Incidente mortale questa mattina poco prima delle 11 a Varmo, all'altezza del ponte di Madrisio lungo la strada provinciale Udine-Portogruaro. Un violento scontro tra un mezzo e un camion. La vittima è un uomo di 84 anni alla guida dell'auto che risiede nella Bassa Friulano, deceduto sul colpo. Sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale sanitario. E adesso torniamo nel capoluogo friulano per un'importante notizia del comune di Udine. Un giro di vite, nel senso letterale del termine, è stato impresso questa mattina dal personale del CAFC per dimezzare i consumi dell'acqua del campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine. L'operazione è avvenuta intorno alle 9, alla presenza dell'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani e degli agenti della polizia locale. Nelle scorse settimane era stata avviata la prima parte dell'intervento con il rifacimento del pozzetto dell'acqua sul suolo comunale all'esterno del campo nomadi. E adesso parliamo di solidarietà per una bella iniziativa che arriva da Butrio. Non si arresta l'ondata di solidarietà con cui Butrio sta stravolgendo gli ospiti ucraini. Dopo una prima tempestiva raccolta di beni di prima necessità, la generosità del paese continua a manifestarsi attraverso numerose attività di sostegno, come spiega l'assessore comunale Tiziano Venturini. Il comune ha aderito a 2 progetti di accoglienza finanziati dal Ministero e curati dalla Onlus Aracon, cooperativa che ha vinto la gara indetta dalla Prefettura di Udine. Da marzo scorso abbiamo sistemato nel nostro comune 28 persone in 5 alloggi messi a disposizione da cittadini di Butrio e 1 dalla Canonica. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero.